Ma allora, noi crediamo di poter andare incontro a un buon inverno grazie proprio a questo evento importante che è la mostra sull'impressionismo di Goldin. Crediamo altresì che solo facendo eventi di qualità si possa rilanciare il turismo. Inteso, come abbiamo precedentemente detto, il turismo, ovvero sia chi pernota almeno una notte nel nostro territorio. Riusciremo a riempire gli alberghi della marca, Bah, Presidente? Dio, questo noi ce l'auguriamo. In passato i risultati sono stati ottimi. Marco Goldin presenta un prodotto di altissima qualità e con una notevole capacità di marketing e di presenza sul territorio, per cui voglio dire, crediamo che sia possibile. Speriamo di poter riuscire noi da parte nostra, anche noi cercheremo di fare la nostra parte, dando la disponibilità e mantenendo delle camere a disposizione proprio per l'evento, insomma, in particolare. Poi c'è anche la Dunata degli Alpini, insomma, quindi una serie di eventi, Vabbè, cominciano a essercene. fortunatamente la mostra, se non viene prolungata, dovrebbe essere terminata. Però insomma voglio dire, fossero questi i problemi di noi albergatori, di essere sempre pieni, saremmo contenti di dover affrontare questo problema. Il problema è diverso, il problema è che in provincia l'occupazione spesso è piuttosto bassa, perché abbiamo un continuo apertura, una continua apertura di attività extraalberghiere, cioè piccoli strutture, agriturismo, affittacamere, appartamenti, bed and breakfast. Per controtendenza abbiamo un calo di quello che storicamente è stato il nostro turismo, cioè il turismo d'affari, no? Quindi il mercato del business, e ovviamente subiamo un po' questo momento un po' difficile. Quindi lo sviluppo turistico vero e proprio diventa per noi un momento fondamentale. E in questo senso serve appunto la destinazione propria di questa famosa tassa di soggiorno, insomma. Ma allora, la tassa di soggiorno che è stata tanto invisa a noi albergatori, in realtà è un'opportunità. È un'opportunità perché dove viene applicata, e in alcuni comuni, in provincia e in regione la usano in questo sistema, diventa un'opportunità per creare che cosa? Un volano, sinergie di eventi o di servizi al carico del turismo che sono fondamentali. Perché si possono realmente apprezzare e sentire proprio per chi arriva sul territorio.